abbiamo sempre detto che la partita dell'autonomia è una no-fly zone, cioè è l'autonomia di tutti. Penso che 2.373.985 veneti che sono andati a votare non abbiano colore politico, non siano andati con la tessera di partito. Il governatore Zaia ha illustrato alla prima commissione del Consiglio regionale l'avanzamento della trattativa con il governo sulle nuove forme di autonomia per il Veneto. È stato un passaggio doveroso, cioè la spiegazione un po' dello stato dell'arte rispetto alla nostra trattativa, una trattativa che sta procedendo, oltre il 90% si è già confermato rispetto alle nostre richieste. Stiamo attendendo le rifiniture e di poter eventualmente firmare, il che non vuol dire che portiamo a casa subito l'autonomia, vuol dire che mettiamo un paletto fisso rispetto a quello che si è fatto fino ad oggi. Ultimi passaggi e dovrebbe arrivare anche la firma. Se vengono accolte le ultime istanze che abbiamo presentato, che sono delle rifiniture, non dico proprio letterarie e di sintassi, ma insomma, che per noi hanno significato soprattutto per la fase referendaria e per l'approccio rispetto alle finanze, direi che noi ci siamo per firmare. Settimana prossima o già Dipende dal governo, se decide di farci una proposta e di accogliere le ultime istanze, noi ci siamo. Stante la scadenza della legislatura, il governo ha chiesto la disponibilità della Regione a circoscrivere in via preliminare il negoziato su alcune materie. Quindi sono stati individuati 5 tavoli tecnici di confronto su istruzione, lavoro, tutela di salute e ambiente e Unione Europea non ancora aperto. Per quanto riguarda la questione dei 9 decimi, Zaia risponde: confermiamo che noi lavoriamo ovviamente per l'obiettivo dei 9 decimi, il nostro obiettivo, il nostro mantra, noi 9 decimi. C'è anche da dire che in questo documento si abbandona la spesa storica, si va ai fabbisogni standard, si introduce la compartecipazione su diversi tributi, si introduce il grande elemento qualificante, lasciatemelo dire, della commissione paritetica.